Allora, leggo la domanda che arriva da Rovigo, Cristiana Biotto. Recepiamo tutte le indicazioni che sono state fatte, ma gli insegnanti trovano il fattore tempo, l'organizzazione del tempo scolastico rigido, la fisionomia particolare delle classi, fattori limitanti nello svolgimento di una matematica laboratoriale. Allora, il problema del tempo è reale, però come pensavo di dire alla fine, ma insomma posso anticipare, io credo che bastino alcune esperienze paradigmatiche per provare a cambiare l'atteggiamento, cioè io non credo che tutto l'insegnamento debba essere fatto a livello laboratoriale o attraverso problem solving di attività significative, ma sia per introdurre un concetto, per dare significato a un'operazione, sia bene usare questo tipo di attività come trampolino di lancio. Di nuovo esempi chiariscono di più. A livello di scuola primaria è stato dato uno scontrino di una gelateria in cui la somma dei gelati comperati faceva 10 euro. I bambini erano 3. Quanto ciascuno? Fate un po' i conti, era 3,3 periodico. Lì è nata una discussione con i bambini. Intanto hanno capito che un numero abbastanza facilmente può avere infinite cifre, però non puoi pagare in quel modo là. Non esiste 3 centesimi, virgola 333 da poter pagare. Allora lì che cosa hanno fatto? Hanno inventato soluzioni diverse. La soluzione era, uno pagava 3,4 e l'altro, scusate, 3,34 euro, però perché lui doveva pagare così e gli altri di più. Oppure tutti pagavano 3,34, allora restava qualcosa per la cosiddetta cassa peota, oppure così. E quindi è nata tutta una discussione significativa. Qui è un modo per introdurre il concetto di numero decimale limitato, periodico, a bambini della primaria che non avevano questo concetto, ma hanno accettato abbastanza facilmente che questi numeri possono esistere nella realtà. Naturalmente in un problema a parole noi evitiamo queste soluzioni perché magari diamo in maniera che venga fuori 12 euro il totale, 3 sono i bambini in maniera che venga 4. Quindi la realtà è molto più complicata, richiede approssimazioni, richiede di rivalutare, ricontestualizzare. Ripeto, non è che tutto possa essere fatto così, però alcuni esempi significativi per introdurre, per esempio, questo che ho detto, no? La scrittura decimale limitata periodica, e potrei fare altri esempi. Quando prima ho parlato di un, tra virgolette, misconcetto sui numeri decimali, è quello che la divisione fa diventare il numero sempre più piccolo e la moltiplicazione aumenta, che è qualcosa che funziona nei naturali ma non nei decimali. Che cosa abbiamo utilizzato? Uno scontrino in cui era stato nascosto il quanto si era pagato, cioè c'era l'importo relativo al costo del prosciutto, non si comprava volontariamente più di 1 chilo di prosciutto, ma erano 0,2 etti, 2 etti e mezzo, cosa costava? Avevamo il costo al chilo per etto, è chiaro che è diminuito. Nascondendo il dato finale, i bambini sono arrivati da soli che veniva meno di quanto era, quindi la moltiplicazione per 0,2 fa diminuire. Anche questo non si fa tutta l'impostazione sui decimali con gli scontrini, ma tanto per far capire come ci siano delle differenze tra moltiplicare due numeri naturali o dividere due numeri naturali, eccetera, rispetto ai decimali, eccetera. Quindi credo che queste attività a lungo andare non portino via più tempo di altre, come ho fatto l'esempio della distinzione tra frazioni che si danno ancora esercizi, perché l'ho visto dare, no? Circola quelli che sono decimali, frazioni proprio e improprie apparenti. Inoltre, come penso, io credo che i programmi andrebbero anche sfoltiti, cioè bisognerebbe fare un'azione forte che a tutti i livelli scolastici, anche la secondaria e superiore, vanno evidenziati certi percorsi e certe cose che si ritengono importanti vanno fatte e certe potrebbero anche non essere più fatte. Perché? Uno dei motivi per cui mi sono occupata anche di insegnamento di matematica, dopo aver visto il risultato di un questionario di Villani, che dava un polinomio già fattorizzato, era x-1 per x-2 per x-3 per x-4 per x-5, trovare gli zeri di questo polinomio. Essendo già fattorizzato, gli zeri sono 1, 2, 3, 4, 5. L'83% degli studenti del liceo scientifico, quindi un liceo, così come del classico, hanno moltiplicato tutti i fattori tra loro, trovato il polinomio di quinto grado, scritto x alla quinta, eccetera,
e poi trovato con la regola di Ruffini, gli zeri. Col teorema di Ruffini cercate gli zeri. Vuol dire che loro hanno fatto tanta matematica, hanno fatto il teorema di Ruffini, ma non hanno capito il senso di tutto, a che cosa serviva. Quindi anche il calcolo algebrico bene, ma se è finalizzato a qualcosa, non se fine a se stesso. Da Padova arrivano 3 domande. Le leggo tutte e 3 in fila e fai una risposta unica alla Se sono fine. collegate, magari sì. Boh, Oppure, non sì. proprio, ma insomma. Allora, la prima domanda è questa, è Luigi Tomasi che le manda. Si può non classificare le frazioni e parlare solo di frazioni oppure dell'intero lavorando sul numero misto? La seconda domanda. Si parla, si parla molto di compiti autentici. Che ne pensa la relatrice? È un termine che va ora di moda, il compito autentico, su cui la lista Cabrini si è infiammata recentemente. Esempio, una docente di secondaria di primo grado fa realizzare a casa delle ricette con costi, tempi, pesi. Pensa che tale attività possa aiutare nella soluzione di problemi reali? Allora, Terza, scusi. ti leggo anche. Sì, sì. La terza domanda riguarda i libri di testo. I libri di testo non vanno nella direzione da lei, relatrice, indicata. Cosa può consigliare come testo significativo e più adeguato alle nuove esigenze? Comincio dall'ultima. Allora, per esperienza, cioè anche proprio per aver lavorato anche molto con la scuola primaria, non usano i sussidiari gli insegnanti più attivi della scuola primaria, usano vari materiali a seconda dell'argomento, quindi non c'è il libro di testo. In qualche modo l'insegnante che si deve costruire, può prenderne uno come base, spunto, come eserciziario, eccetera, però a seconda degli argomenti dovrebbe scegliersi lui, altrimenti va un po' contro quello che io ho detto, che è la realtà classe. Un libro non può rappresentare tutte le realtà classi o tutti gli esempi, anche se può dare degli spunti. Quindi che io conosco un libro che sia, diciamo, vada a questo senso. D'altra parte è anche vero che se si leggono le indicazioni si vede che tengono presente di studi cosiddetti esplorativi, sperimentali, quel che vuoi, di 20 anni prima. E quindi ci si aspetta che pian piano anche i libri si adeguino. Spesso purtroppo nei libri si fa quello che si chiama un restyling, cioè si aggiungono dei capitoli su certi argomenti, è successo per la logica, e non si va a vedere di ricambiare tutto in termini che se la logica serve è una cosa trasversale. Quindi effettivamente il problema dei testi è, però bisognerebbe usarli davvero come eserciziari, eccetera, e integrare con materiale scelto. Per esempio voi sapete che c'è anche, che è un po' di moda, anche la classe ribaltata, adesso non mi viene in mente il termine, flipped classroom, che può anche far cercare il materiale dagli studenti, attualmente dipende dal livello scolare, quindi confrontare, che so, definizioni, date, eccetera, per vedere di arrivare a una unica che sia condivisa, e quindi il materiale è anche un po' condiviso con gli studenti. Naturalmente anche qui ci sono poi dei paletti da mettere, che non ci sia troppa, come dire, libertà. Però può essere lo stesso che addirittura anche gli studenti si trovano i materiali, si confrontano e si mettono in discussione. Per quanto riguarda le frazioni, io non l'ho detto perché appunto il tempo è quello che è, però io credo che al concetto di numero razionale alla fine della terza media si deve arrivare. Quello che si deve evitare, e che io ho evitato oggi di fare, ma magari potevo farlo, è la presentazione del numero razionale come classi, equivalenza di coppie ordinate, eccetera. Ma se si lavora molto sulle frazioni equivalenti, eccetera, e si lavora molto sulla retta numerica, perché il modo più semplice per far capire che il concetto numerico è unico, ma si può rappresentare in vari modi, cioè un mezzo è 0,5, ma anche 2 quarti, ma anche 3 sesti, è di rappresentarlo sulla retta dei numeri. Quindi se si lavora su quello che i colleghi olandesi la chiamano retta nuova all'inizio, proprio all'inizio della primaria,
e poi va riempita con le strutture numeriche, con i naturali, con gli interi, poi con i razionali, poi c'è il discorso della densità, eccetera, per arrivare a, se volete, anche agli irrazionali, questo fa capire, quindi non si può lavorare solo, secondo me, sulla frazione. Una delle difficoltà proprio è di far capire che queste rappresentazioni a queste rappresentazioni sottostà un unico concetto matematico, è quello del numero razionale, che può avere infinite vesti, infinite rappresentazioni, perché infinite sono le frazioni che lo rappresentano, ma poi a seconda dei contesti può essere espresso come percentuale, come rapporto, eccetera. Quindi secondo me il percorso che porti a far capire che il concetto di numero nazionale, tra virgolette, teorico, dovrebbe essere fatto. Mi pare che la seconda domanda non ho risposto, che era... Ah, lì dipende, perché per esempio me la sentirai anche se ho un cuginetto che è un provetto chef, che quello del discorso delle ricette purtroppo lo vedo un po' legato al genere, quindi bisognerebbe oppure affrancare al discorso delle ricette, che è comunque un problema autentico, se uno ha l'esperienza del cucinare e di voler fare. Tra l'altro, in realtà si prosta molto bene il discorso delle ricette perché non è un discorso lineare. Se uno sa cucinare e vede che aumenta il numero di persone, non è che raddoppi tutte le dosi, quindi potrebbe anche essere fatto un discorso, perché non hai la stessa resa, quindi non è che se raddoppi le uova, raddoppi la farina, raddoppi lo zucchero, viene tutto uguale, perché ci sono altre dinamiche. E secondo me può essere un discorso autentico quello della ricetta, come anche di costruire un modellino per i ragazzi, oppure un uso consapevole del computer. Di fatto l'artefatto culturale più usato è il computer. Addirittura come artefatto, io dico sempre a quelli dell'infanzia, i bambini di 2 anni, a parte che adesso usano anche l'iPad, ma il telecomando ce l'hanno della televisione. Quanta matematica potete fare col telecomando? C'è il tasto più, il tasto meno, ci sono i numeri e si può partire anche da là per fare. Quindi dipende molto, è una questione autentica in questo senso, cioè se il ragazzo ha familiarità con quel contesto, secondo me è autentico. Se non ha familiarità non è autentico. Questo. Poi in realtà si semplifica sempre, però già appunto come ho fatto prima l'esempio del gestore del telefonino, eccetera, questi io trovo problemi autentici. Per i ragazzi o gestire la paghetta settimanale oppure gestire un viaggio, organizzarsi un viaggio, confrontare offerte, problemi legati allo sport, problemi legati ai giochi. Naturalmente uno deve conoscere i giochi. Come dirò alla fine, poi è un compito anche dell'insegnante, come dire, tenersi al passo con i ragazzi e conoscere la realtà dei ragazzi, cioè quali sono le esperienze significative. Perché anche noi diciamo partiamo dal gioco dell'oca, ma si gioca ancora all'oca. Questo vuol dire essere significativo. Cioè bisogna adeguarsi ai giochi del giorno d'oggi se tu vuoi far partire da un gioco autentico. Quello che loro sono abituati a fare, per esempio, io vedo che chi si distrae ancora gioca alla battaglia navale. La battaglia navale è un bel gioco per far capire le coordinate e come puoi darle con numeri, copie. Ecco, quella è una cosa che basta carta e penna e che puoi avere insomma una certa familiarità. Ci sono altre domande? No. Io rilevavo come non ci sia questa linearità nel processo di astrazione della didattica della matematica dalla realtà. E lo riscontro anche da colloqui con persone, come dire, anziane. Recentemente un docente universitario mi diceva che la geometria del dado, Cottino Sbaragli, che noi abbiamo introdotto a seguito di un corso di formazione autogestito abbastanza recentemente, lui l'ha provata negli anni 50 con un suo insegnante di scuola media. La casa editrice pubblica un mucchio di reprint, di ristampe, di manuali degli anni 30 e 40, la geometria del carpentiere, ricordo del muratore, voglio dire, no? E spogliarli è un piacere perché effettivamente lì ci sono mille suggerimenti di matematica applicata, ora, magari non replicabili. Un ragazzino degli anni 50 capiva subito che cos'era un momento meccanico, perché a sbullonare qualcosa sì, era abituato, insomma. Un ragazzino degli anni 2000 probabilmente non ha mai visto un bullone o non ha mai provato a sbullonare una bici. Ecco, c'è anche questo aspetto che favoriva forse le vecchie generazioni. Sì, penso di sì, anche per esempio il discorso della bilancia.
si potevano fare con attività con la bilancia, però adesso le bilance sono bilancia... diverse di quella di una volta, quindi è inutile che noi torniamo Chiaramente, al tutti i libri materiale. introducono le equazioni con il modello della bilancia a piatti, ma i ragazzini non conoscono la Non bilancia a piatti. conoscono. Ecco. E quindi per questo dico bisogna conoscere l'età esponenziale. Poi sono d'accordo con lei che nessuno inventa, perché se si recuperassero per esempio i testi di Prodi sulla probabilità, Prodi è stata all'avanguardia nell'introdurre il concetto di numero reale a partire dalla probabilità. Solo che quando sei troppo all'avanguardia spesso poi è di difficile applicazione, quindi lo dimentichi e continui a insegnare allo stesso modo. Ma ci sono autori che vanno veramente recuperati nel passato che dicevano le stesse cose. È finito, quindi possiamo passare alla seconda Sì. parte. Allora, prima di riprendere il discorso, insomma, l'avevo interrotto, volevo anche dire qualcosa su quegli esercizi che avevamo dato sui decimali, eccetera. Dopo aver riscontrato queste difficoltà, in realtà col gruppo di insegnanti abbiamo anche provato a costruire qualcosa che recuperasse e che, come dire, servisse ad evitare certi tipi di errore, e uno è stato quello di usare molto il righello e la misurazione. Perché se con righello fai misurare che quella scrittura sta o meglio, devi disegnare un segmento, quel che vuoi, un nastro lungo 0,15 metri oppure 0,5, è chiaro che in un'attività manuale di misurazione capisci che la virgola sta per un'addizione e quindi a 0 metri devi aggiungere in un caso un decimetro, nell'altro 5, quindi non ti poni neanche il problema che 0,15 sia maggiore, il nastro del coso. E quindi a seconda insomma, delle difficoltà si possono trovare delle attività per superare. Volevo accennare brevemente il concetto di modellizzazione matematica. Tra l'altro il concetto di modello, almeno nella mia esperienza, vuol dire 3 cose diverse a seconda degli ambiti in cui vogliamo. Modello in logica vuol dire una certa cosa, modello in math education vuol dire un'altra cosa e modello in matematica applicata vuol dire un'altra cosa ancora. Poi c'è anche proprio il modello in pedagogia che vuol dire una quarta cosa. Comunque qui sostanzialmente è il concetto di modello come si usa in matematica applicata, perché è di questo sostanzialmente, no, che si vuole tener conto. Allora, io tra l'altro credo che si possa parlare di modellizzazione matematica anche a livelli scolari bassi. E con queste attività di modellizzazione si può far vedere la matematica come uno strumento critico per interpretare e capire la realtà in cui si vive, eccetera, perché credo che uno degli obiettivi sia proprio quello di insegnare ai ragazzi a analizzare e interpretare anche criticamente la realtà in cui sono immersi, capirne codice e messaggi per non restare esclusi o fuorviati. Naturalmente anche per il concetto di modellizzazione matematica ci sono varie definizioni. Uno è quello che dice che sostanzialmente che il termine modellizzazione matematica si riferisce a un processo in cui una situazione deve essere problematizzata e capita, tradotta in termini matematici, trattata matematicamente, riportata nella situazione originaria reale, valutate, cioè valutate le soluzioni e comunicate, perché adesso nel concetto di modellizzazione e in Math Education è molto importante anche il ruolo della comunicazione. Comunicare agli altri e ai pari, perché spesso queste attività si fanno a gruppi o appunto a livello laboratoriale, poi uno deve essere capace anche di raccontare quello che è stato fatto. Però c'è un altro tipo di modellizzazione, soprattutto ai livelli scolari bassi, di sicuro alla primaria, ma anche alla scuola secondaria di primo grado, in cui il modello non ce l'hai già, ma lo costruisci insieme ai ragazzi. E quindi è un tipo in cui le attività sono veicolo per lo sviluppo di concetti matematici più che l'applicazione. E lì per esempio si può arrivare al modello anche le operazioni aritmetiche sono esempi di modellizzazione che si possono costruire con i bambini. E Gravemeyer parla proprio di modellizzazione emergente. Questo praticamente l'ho già detto. Invece sul problem posing, allora io credo, e da tanti anni, perché ho fatto esperimenti sul problem posing, che sia altrettanto importante del problem solving. Anche qui non scopro niente, perché già Kilpatrick nel 1987 diceva che il problem posing, è un inglese facile comunque, è di importanza centrale, non so cosa ho fatto, nella disciplina della matematica e nella natura del pensiero matematico, ed è un importante compagno problem solving. E ancora aggiunge che formulare problemi dovrebbe essere visto non solo come uno scopo dell'istruzione, ma come un mezzo.
L'esperienza di scoprire e creare dei propri problemi matematici dovrebbe essere parte dell'educazione degli studenti, invece è un'esperienza che pochi studenti fanno oggi, forse solo quelli che sono candidati, insomma, ad andare avanti negli studi della matematica. Si parla però nelle indicazioni nazionali per il curriculum per la prima volta di porsi problemi, vedete, studi sui problem posing che poi hanno delle implicazioni anche a livello di curriculum. Di estrema importanza è lo sviluppo di un'adeguata visione della matematica, non ridotta, ripeto, già un concetto, regola da memorizzare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi. Ci sono in letteratura internazionale varie definizioni di che cos'è il problem posing. Nelle attività che abbiamo fatto noi consideriamo il processo per cui gli studenti, in base alla loro esperienza matematica, costruiscono delle interpretazioni personali di situazioni concrete e le formulano come problemi matematici significativi. Per gli studenti questo processo diventa perciò un'opportunità di nuovo di interpretazione e analisi critica della realtà secondo modalità differenti. Gli studenti, per porsi il problema, devono distinguere i dati significativi da quelli rilevanti, scoprire le relazioni tra i dati, decidere se le informazioni in loro possesso sono sufficienti a risolvere il problema, ricercare se i dati coinvolti sono coerenti dal punto di vista numerico e contestuale. Queste attività, quasi del tutto assenti nella realtà scolastica odierna, sono tipiche del processo di modellizzazione e sono simili alle situazioni da matematizzare che gli studenti hanno incontrato o incontreranno fuori dalla scuola. Abbiamo fatto tante attività di problem solving, di posing. Una ha coinvolto un dépliant di un parco giochi famoso, un parco acquatico. Se uno va a vedere il dépliant d'ingresso trova tantissime informazioni. Abbiamo dato il dépliant ai ragazzi e abbiamo chiesto di inventarsi dei problemi a partire da quelli, perché c'erano gli sconti per i gruppi, gli sconti per i disabili, se c'era l'aumento, se tu nel pacchetto mettevi anche che mangiavi oppure no, c'era solo l'ingresso, eccetera. Un artefatto spesso è ricco perché è una porzione di realtà molto ricca in cui loro dovevano costruire un problema significativo a partire dai dati contenuti nel dépliant. E quindi si tratta di stimolare i bambini a cercare di conoscere e analizzare fatti matematici contenuti in questi artefatti. Che altro non sono che materiali concreti, in realtà possono essere anche riprodotti, perché se io non ho giusto dépliant a sufficienti faccio una fotocopia, cioè non è che debba per forza essere. E per creare appunto situazioni matematizzabili. Bisogna naturalmente far vedere sotto altri occhi la realtà che lo circonda. Ci sono anche esperienze che riguardano la geometria, in cui quando uno deve presentare, che so, una figura geometrica, un solido, eccetera, fa cercare nella realtà i monumenti o le cose che hanno quella rappresentazione, quindi si parte da là per parlare di un certo concetto. Dice sempre Freud, il nostro mondo è già stato matematizzato ad un tale livello che noi non ce ne accorgiamo neppure più, a meno che la nostra attenzione non sia attirata su questo fatto. Allora, io do un paio di definizioni di artefatti, ma insomma si possono usare anche differentemente. Strumenti costruiti dall'uomo, dalla storia e dalla cultura che modificano l'attività umana e che mediano i rapporti che i bambini e adulti hanno col mondo. Oltre a racchiudere la storia intellettuale di una cultura, hanno spesso delle teorie incorporate al loro interno che i fruitori accettano, spesso inconsapevolmente, quando li usano. Un artefatto è quindi un rappresentante, un testimone della società in cui viviamo, della cultura a cui apparteniamo, dei mezzi e modi di comunicare tipici della nostra epoca. E anche i giochi matematici non rientrano in questa categoria. Faccio sempre un esempio legato a un'esperienza personale di un collega dell'università, che sua suocera, quindi già il collega è andato in pensione, quindi sua suocera potrebbe aver avuto adesso parecchi anni, lo prendeva in giro, lui è uno dei primi ad aver usato un personal, si sta parlando forse di più di, non so l'inizio dei personal, ma insomma 40-50 anni fa, e lo prendeva in giro perché che vanitoso che sei sempre davanti a uno specchio, perché pensava al monitor come specchio. Ecco, cosa vuol dire? Per una persona che adesso avrebbe 100-120 anni, il computer è una realtà diversa che non capisce. Al giorno d'oggi chiunque riconosce in un personal un computer. Ecco cos'è un testimone. 100 anni fa uno non saprebbe che cos'è questo, adesso lo sappiamo. E il computer è l'esempio di artefatto che incorpora più teorie, se volete, a vederlo proprio come artefatto che si possa usare. Che cosa hanno la caratteristica di questi artefatti concreti? Una molteplicità di numeri, l'ho già detto, no? Quando ho parlato di dépliant, quando ho parlato di
se devo scegliere il gestore della telefonia, vedere gli sconti, eccetera, in mano. Quindi ci sono molti numeri che li contengono. I dati contenuti sono reali, quindi i risultati dei calcoli spesso devono essere interpretati o arrotondati, proprio come avviene in contesti extrascolastici. Ho fatto l'esempio dello scontrino della gelateria, che poi insomma se uno deve arrotondare per eccesso per pagare, visto che non può pagare 3,33 euro periodico, insomma, di centesimi. Un'altra cosa che qui non dico, invece abbiamo fatto delle esperienze, secondo me è un processo non così utilizzato, è di abituare a stimare il risultato. Insieme alla percezione anche stima del risultato, fin da piccoli, e poi continuare con questo processo di stima, che proprio nel caso della moltiplicazione, l'algoritmo di moltiplicazione da decimale permette di evitare errori quando bisogna spostare la virgola. Se tu dici devi moltiplicare 10,3 per 3, più o meno quando sarà il risultato. Sembra di no, ma è un controllo quantitativo del risultato che poi ci permette, perché spesso, come diceva anche prima Silvano, i percorsi sono sempre in un verso e mai nel ritorno indietro, no? Del controllo tra quello che hai trovato e la situazione problematica iniziale. Ci basta solo trovare il risultato, siamo contenti di questo, l'algoritmo è applicato e finisce là. Invece bisogna tornare indietro nell'interpretare. E poi appunto si può favorire quello che Freud chiama apprendimento di tipo anticipatorio, cioè si possono anticipare degli argomenti come è successo con le scritture decimali limitati nei casi dei bambini. Io non darei, a meno che uno non voglia, definizioni di apprendimento prospettivo e retrospettivo, perché vedo che il tempo va avanti, comunque sono interessanti tutti e due gli apprendimenti di cui parla Freudenthal. Ancora sulle caratteristiche, appunto dovrebbero appartenere alla realtà quotidiana degli studenti, quindi se l'esperienza di fare ricette è comune a tutti, benissimo partire da una ricetta, e possono favorire la matematizzazione del quotidiano, ma anche la quotidianizzazione della matematica. Per questo il mio intervento è 2. Cioè, quando io dico quotidianizzare la matematica, vuol dire portare la matematica fuori dall'ambito scolastico. Quindi non solo la realtà entra a scuola attraverso gli artefatti o gli strumenti che si usano, chiamateli come volete, ma io poi voglio quotidianizzare, cioè voglio che i ragazzi fuori dalla scuola vedano la realtà in un altro modo e che c'è molta matematica incorporata anche fuori dalla scuola, quindi non la matematica come una disciplina che si vede solo fisicamente e temporaneamente nel momento in cui si sta a scuola. Appunto, in quanto si possono stimolare gli studenti a osservare l'enorme quantità di matematica presente. Caratteristica non artificiale e complessa di questi materiali e la loro natura extrascolastica possono favorire la connessione con le altre discipline, storia, geografia, scienze italiane, attività interdisciplinari, le abbiamo praticamente fatte tutti, perché per esempio nel caso del viaggio a Bratislava si è fatta un'attività interdisciplinare anche con quella di geografia, dov'è Bratislava, dove si trova, eccetera, e un po' di nozioni di tipo geografico. Dissolvono poi le paure, certe ansie che solamente accompagnano, e questo potevo esibirle anche altri, è un ragionamento fatto da una bambina proprio di Desenzano che dice questo per me non è un problema, i problemi sono pieni di parole e poi quelli non riesco a farli perché non capisco bene. Questi sì perché tutti sanno leggere il menù del ristorante e poi il mio papà ha un ristorante. Questa immediatezza che non è filtrata attraverso questo. E poi si può anche favorire interesse alla motivazione. Non è comunque il materiale in sé, cioè non è l'artefatto in sé quanto il suo uso e i significati che da esso si sviluppano come risultato di attività. Gli artefatti assumono un significato matematico solo nell'attività, in base a come gli individui li organizzano come mezzi per raggiungere precisi obiettivi matematici. Riveste quindi un ruolo importante anche l'utilizzo di una varietà di metodologie didattiche tra di loro complementari, integrate e interattive. Cioè la metodologia non deve essere unica. Come dirò, poi esercizi di rinforzo ci devono essere, la memorizzazione, per esempio il calcolo mentale, bisogna recuperare il calcolo mentale. Perché dimenticarlo completamente, il calcolo mentale? Che può aiutare proprio nei processi di stima. Tu fai un calcolo mentale, stimi il risultato, poi applichi l'algoritmo per vedere, no? Però, ripeto, le metodologie devono essere variate e quindi, per esempio, qualche volta far scrivere di matematica, quindi dire il perché del risultato, abituare, e questo processo di valorizzazione avviene più a livelli scolari bassi che a livelli scolari alti, in cui interessa solo
la procedura e il risultato e non il processo che ha portato a quel risultato. Lavori in coppia, un gruppo, discussioni collettive, per esempio, quanti della scuola secondaria discutono collettivamente? Secondaria di primo o secondo grado è più un'attività della primaria, in cui l'insegnante cerca di far parlare tutti. Questa metodologia si perde a livelli scolari superiori, invece secondo me va recuperata, proprio perché si possono confrontare strategie, anche errori, si può dire io ho trovato così, ma bisogna trovare il momento di discutere, attività laboratoriali in un senso molto lato di laboratorio, che può essere anche attività laboratoriali all'interno della stessa classe, non dover andare al laboratorio di informatica o altrove, insomma non è legato al posto. E stabilire una nuova cultura in classe cercando di cambiare anche convinzione, credenze ed atteggiamento sia degli studenti ma anche degli insegnanti nei confronti della matematica, anche attraverso nuove, tecnicamente le chiamano Yakovlevich, norme socio-matematiche. E non so se siete interessati al ruolo della verbalizzazione, ma forse che risente un po' del ruolo di Vygotsky, andiamo un po' nel settore pedagogico. Per quanto riguarda invece le norme socio-matematiche, l'insegnante deve sempre dare un senso al problema, perché vedete che non era stato dato un senso al trovare gli zeri di un polinomio se quando è già fattorizzato io per trovarli faccio il processo contrario, quello che li ha portati. Quindi naturalmente non era stato dato un senso a che cosa serve il teorema di Ruffini alla ricerca degli zeri. Cercando di fare avanti e indietro tra l'interpretazione del problema e il controllo e il processo dei risultati. Incoraggia gli studenti a usare metodi propri, appunto non c'è un solo metodo di soluzione. Poi una cosa che dico anche dal punto di vista etico, perché l'insegnante non può dire agli studenti ne riparliamo la prossima volta? Cioè questa idea che se uno mi fa una domanda a cui non so rispondere, evito di dire non so è giusto, sbagliato o vengo messo in crisi. Ci penso un attimo, cioè si deve imparare il gioco della scuola in tutti i sensi, cioè un'interattività docente-insegnante, e ti viene un dubbio e dici, beh, è una bella domanda, ci pensiamo tutti assieme e recuperiamo la prossima volta, se questa metodologia non sai a priori se è corretta, giusto. Beh, in realtà una studentessa della primaria è venuta a dirmi che un insegnante, dove faceva tirocinio, ha consigliato sbagliato la procedura di una bambina perché invece di fare 3x4 ha fatto 4x3. Perché secondo lei in quel problema, se tu devi fare, non so che cos'era legato, dovevi fare 3x4 e non 4x3, tanto per dire. Stimola gli studenti a riflettere sulle proprie convinzioni, anche misconcetti e strategie, e sottolinea l'esistenza di soluzioni e strategie diverse. E incoraggia gli studenti a confrontare anche strategie. Questo vedete il ruolo del confronto, della congettura, che adesso le indicazioni nazionali mettono in evidenza, no? Imparare a congetturare, poi una congettura può essere sbagliata o no, si può trovare il controesempio, eccetera, ma imparare a formulare ipotesi, ecco. Questo credo a livello della scuola secondaria di primo grado si può arrivare come obiettivo a provare a vedere se ci sono regolarità e se si può provare a dire. Si possono così gettare le basi per il superamento di alcuni atteggiamenti e confronti nella matematica controproduttivi quando il problema matematico ha sempre una sola risposta corretta e vi è sempre un solo modo corretto per risolvere un problema matematico. Queste attività, la Regge sempre dirà, che riescono meglio a preparare gli individui a sintonizzarsi adattivamente con i tipi di situazioni naturali che troveranno fuori dalla scuola. Anche questo lo diceva già nel 1995. Ecco, quello che ho un po' anticipato è invitando poi gli allievi a recuperare loro artefatti culturali presenti nella vita di ogni giorno, a leggervi la parte di matematica incorporata, a riconoscervi alcuni fatti matematici più o meno nascosti, ad interpretarli, a vederne analogie e differenze, ad esempio modi diversi di rappresentare i numeri, ve l'ho detto no, come prima 0,5 centilitri, ma possiamo avere scritto anche mezzo litro, oppure nelle lattine, un terzo, oppure 0,33, eccetera, periodico, a porsi dei problemi, per esempio trovare rapporti tra i dati e anticipare proprietà. Possiamo moltiplicare le occasioni di incontro da studenti in matematica, ora relegate alle sole ore scolastiche. Quindi, naturalmente bisogna anche dire questo, le caratteristiche di utilità e pervasività, cioè che la matematica è utile, è uno strumento per interpretare, e è pervasivo, cioè si trova ovunque, sono solo due delle molteplici facce di questa disciplina e non possono certo esaurirne le peculiarità, il valore e la rilevanza culturale.
Ciò non di meno, noi riteniamo che questi due elementi possano essere adeguatamente sfruttati dal punto di vista educativo per cercare di cambiare i comportamenti e atteggiamenti degli studenti nei confronti della matematica. Dico degli studenti o almeno di certi studenti. Cioè, certi studenti sono molto più attenti se scoprono che la matematica è servita a far vincere l'America, scappa alla Svizzera che non ha neanche il mare. Chi c'è dietro? Il gruppo di Quarteroni del Politecnico di Milano e poi di cosa dietro. La matematica serve a far vincere, oppure i costumi da bagno, adesso sono stati vietati, ma hanno fatto permettere il ragionamento di certi cracker mondiali a squame, dei costumi da bagno particolari che permettevano lo scivolamento maggiore, cioè la matematica oppure viene usata nelle valvole cardiache. Ci sono gruppi che collaborano con gli ospedali o di Padova, eccetera. Ripeto, non è l'unico aspetto della matematica, perché poi c'è il discorso della generalizzazione, è bello della stazione, però fa vedere che è utile, la fa vedere come una disciplina meno ostica. Ma insomma, se serve per far questo, eccetera, oppure c'è la matematica finanziaria, della finanza, e tanti laureati in matematica sono andati a dirigere delle società finanziarie, anche al London Business School, tanto per dire alcuni usciti dall'Università di Padova, ma come altri. E ecco qua a cui volevo arrivare, che qualcuno ha preceduto la domanda. Si può impostare tutto l'insegnamento nel modo qui suggerito? Probabilmente no. Non è che tutto l'insegnamento di matematica deve essere fatto in questo modo. Nella pratica didattica queste esperienze devono essere affiancate da attività più usuali, di rinforzo, di calcolo, secondo prassi ormai consolidate. Dice sempre Freud che un'antinomia molto di moda nell'insegnamento e nell'apprendimento della matematica è quella che si verifica quando si mette da una parte di un profondo abisso delle nobili idee tipo intuizione, comprensione, pensiero e dall'altra parte delle cose basilari come esercizio, routine, abilità, memorizzazione, algoritmi, suggerendo che l'apprendimento per intuizione è una nobile teoria, mentre la pratica è imparare con l'esercizio e la memorizzazione. Tuttavia le cose non sono così semplici, non sono mai state. Anzitutto perché la questione non è di scegliere una delle sponde dell'abisso, ma di gettare un ponte. Riteniamo però che alcune esperienze di questo tipo, per il loro valore paradigmatico, oltre a servire da motivante trampolino di lancio per l'apprendimento di nuove conoscenze, almeno ad un primo stadio, possano contribuire a cambiare l'atteggiamento dello studente nei confronti della matematica. Ecco, lo scopo è cambiare l'atteggiamento, dare un atteggiamento positivo, come diceva Silvano prima nella pausa, verso la matematica. Per quanto riguarda l'implementazione effettiva di questo tipo di attività, richiede una revisione e un cambiamento radicale delle conoscenze, convinzione e atteggiamento nei confronti della matematica e della pratica anche da parte degli insegnanti. Per cui c'è chi li accetta in toto, ma anche chi li rifiuta, lo dico per esperienza, perché è molto più comodo usare le schede, no? Le schede con le crocette, i test è ben più immediato che non invece cercare alternative. Gli insegnanti devono infatti cercare di modificare il proprio atteggiamento nei confronti della matematica, che risente a sua volta del modo attraverso il quale a loro stessi è stata insegnata, cioè non dimentichiamoci che l'insegnante è un ex studente, quindi anche lui ha ricevuto la matematica insegnata in un certo modo, quindi come lo studente non può fare tutte le inferenze possibili da solo, non è che l'insegnante possa da solo ricambiare tutto. Deve però rivedere le convinzioni sul ruolo delle conoscenze extrascolastiche, non devono essere di impaccio, ma devono essere di aiuto per dare significatività. Vedere la matematica incorporata nel mondo reale come punto di partenza per attività da fare in classe, rivedendo così il loro modo usuale di progettare e gestire le attività scolastiche. Conoscere le idee e le pratiche presenti in comunità culturali, etniche e linguistiche dei loro allievi. L'utilizzo di tali artefatti non è comunque un compito facile o di immediata implementazione per gli insegnanti per vari motivi. Il docente non deve dimenticare, ecco qua il ruolo, il modo di istituzionalizzazione del sapere costruito insieme agli allievi, che deve diventare un momento condiviso da tutti, onde evitare che queste attività magari interessanti, stimolanti e coinvolgenti non vengano adeguatamente finalizzate. A livello di scuola primaria, per esempio, questa istituzionalizzazione può essere attraverso la composizione di un testo scritto, di un tabellone, cioè dove siamo arrivati a questo e a questa proprietà e quindi si scrive assieme. L'insegnante deve anche cercare, soprattutto nei livelli scolastici superiori, di superare i limiti della semplificazione della matematica codificata nella realtà,
per arrivare a far cogliere caratteristiche peculiari di questa disciplina: astrazione, generalizzazione e formalizzazione. Questi strumenti didattici sono inoltre molto diversi da quelli che il docente è abituato a padroneggiare, che sono quasi sempre fortemente strutturati. Stiamo parlando dei blocchi logici, eccetera, su cui ha scritto anche Freudenthal, poco adatti a sviluppare percorsi alternativi che nascono sulla raccolta di sollecitazioni contingenti e interessi previsti. Gli artefatti culturali che noi abbiamo utilizzato nel modo in cui l'abbiamo fatto si possono considerare dei contesti materiali nel senso dato da Freudenthal, che ne evidenzia i pregi confrontando e contrapponendo al materiale strutturato. Proprio parla di blocchi logici e dice: il materiale ricco aperto alla strutturazione, che offre più numerose opportunità didattica, richiede di più e quindi è meno facile da sfruttare. Conclude affermando: è sbagliato però guardare al contesto come un rumore che disturba il messaggio chiaro della matematica. Il contesto è il messaggio e la matematica è lo strumento per decodificarlo. L'insegnante si deve preparare a creare e gestire situazioni aperte, in continua trasformazione, che non può pensare di dominare a priori, se non dopo averle a lungo sperimentate, delle quali non può quindi prevedere l'evoluzione nell'esito finale. Queste situazioni risentono infatti in maniera sensibile dell'interattività che si viene a creare, delle reazioni degli studenti, della loro capacità di suscitare domande, di fare connessioni tra conoscenze scolastiche e non. L'interattività, dice Freud, significa che tanto l'insegnante che l'allievo agiscono l'uno sull'altro e quindi sono oggetti attivi e passivi allo stesso tempo. In questo modo l'iter della lezione non può essere preprogrammato in tutti i suoi aspetti né dall'altro, deve semmai prevedere più ramificazioni che si devono successivamente far convergere, secondo un processo non certo facile da gestire. L'insegnante deve essere in grado di modificare in itinere anche gli obiettivi contenutistici delle lezioni. Il docente deve quindi sentirsi molto forte e preparato sia sui contenuti matematici che sugli obiettivi educativi potenzialmente racchiusi in questi artefatti. D'altra parte, l'innovazione è un processo di apprendimento per l'intero quadro educativo. Io se non mi fermerai qua e eventualmente lascerai spazio a una discussione e domande.